Un cielo azzurro offuscato da nubi minacciose, una metafora per le sfide future, quella scelta come immagine che celebra assemblea e compleanno di Lattebusche da record. La maggior quantità di latte conferito dai soci, il maggior fatturato di sempre e soprattutto per quanto riguarda i produttori ovviamente la redditività che è la più alta di sempre con un 9%, quindi una percentuale molto importante in più rispetto allo scorso anno. E allora leggiamolo, il numero del fatturato che nel 2024 ha raggiunto i 155 milioni con una crescita dell'8% nonostante le incertezze. Il capitale sociale di Lattebusche, la più grande cooperativa lattiero-casearia del Veneto, oggi arriva a quasi 11 milioni di euro con un patrimonio netto di 22 milioni. Inevitabile affrontare la questione dei dazi in una giornata particolare segnata dal rimbalzo dei mercati, dalla controffensiva dell'Unione Europea, dall'iniziativa della Presidente del Consiglio Meloni che valuta aiuti alle imprese italiane, se necessario, e nel frattempo cerca il dialogo con gli Stati Uniti. La vedo un po' critica, però non mi fascerei la testa prima di avere la certezza. Per il momento portiamo a casa i risultati, una cosa che non ho detto. Io personalmente sono abituato che oggi come oggi bisogna goderci il momento, ma allo stesso tempo siamo pronti a stringere i denti se le cose non andranno come vogliamo. A fare da ammortizzatore sarà l'unione con Caseifici Gran Terre che ha permesso a Lattebusche di rafforzare il legame tra Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Calati nel locale, i problemi, se possibile, superano i timori dei dazi a stelle e strisce. Gli agricoltori della montagna affrontano tutte le difficoltà degli agricoltori della pianura. In più hanno una situazione morfologica completamente diversa che incide su tutti i costi di produzione. Lattebusche oggi conta 290 soci e 300 dipendenti, qualità e innovazione le fondamenta sulle quali è stato costruito il successo, con impegno e visione. Lattebusche è la prima in Italia che nel 1980 ha iniziato a pagare il latte a qualità. Oggi lo dico a voi perché non l'ho detto prima, mi sono dimenticato, tra tutto qualcosa si dimentica. Noi col 1° gennaio abbiamo aumentato i premi sulla qualità, quindi questo proprio a dire che è la nostra carta vincente.